buongiorno e ben ritrovati in questo nostro nuovo appuntamento a 7 in punto. Siamo questa mattina con il sindaco di Padova, Sergio Giordani. Buongiorno, bentornato. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Che ovviamente è venuto a parlarci anche di tutte le opere che stanno interessando la città di Padova, che in questo momento è un cantiere aperto con tutti i pro e i contro di un cantiere aperto. Sono ore comunque di preoccupazione anche a Padova per l'emergenza legata alle condizioni meteo, e quindi c'è un grande lavoro anche da questo punto di vista. Sì, non siamo passati da poco in zona rossa, emergenza idraulica, però sono abbastanza tranquillo, nel senso che sia la protezione civile per provincia e del comune stanno lavorando a pieno ritmo. Sono 26 squadre fuori. Sono dei punti in cui c'è un po' di difficoltà, tipo Abano, tipo sui colli in qualche altro posto, ma niente di grave francamente. Per cui mi auguro, spero, ad esempio c'è ore 20, sarà punta massima al Bassanello, cui stiamo monitorando molto bene assieme al vice sindaco di crisi. Io spero vada tutto bene. D'altronde, quando è stato per i telespettatori che ci troviamo a registrare questa trasmissione proprio nel momento della piena del Bacchiglione, quindi stiamo registrando poche ore prima che passi la piena, quindi io sono ottimista. Rimaniamo nell'ottimismo. E il vice sindaco sta sul posto, sta controllando al processo civile. Anzi, devo ringraziare tutti i sindaci in questo momento, perché sono le nostre antenne sul posto che ci informano in maniera tempestiva, i carabinieri, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, per cui è tutto un insieme che stanno lavorando per il bene comune. Allora, tutti con il fiato sospeso in tutta l'area, ovviamente, l'asta del Bacchiglione tra Vicenza e Padova, ovviamente quella che in questo momento sta preoccupando maggiormente, e appunto vi abbiamo raccontato anche noi cosa sta succedendo anche nella zona Terme Colli, dove sono stati a dura prova anche in queste ore. Abbiamo deciso di fare questa puntata per aggiornarvi un po' anche su quello che sta accadendo a Padova, che è una città che sta cambiando volto in maniera molto veloce per una serie di progetti che erano già in corso e che si sono accelerati ovviamente grazie anche ai fondi del PNRR, che hanno dato un impulso soprattutto alle famose linee del tram nuove. Ma non c'è solo questo, perché viene un po' ridisegnato un po' il profilo della città tra parchi, aree e collegamenti. E quindi, sindaco, cosa sta succedendo? Diamo delle rassicurazioni ai cittadini, perché questi cantieri ovviamente hanno preoccupato moltissimo anche per l'impatto che hanno. Ed è capibile, però io sono molto orgoglioso. Noi abbiamo risorse, abbiamo portato a casa 650 milioni di fondi PNRR, il che vuol dire che oltre quasi 500 milioni per quanto riguarda le nuove linee del tram, ma in più tante altre cose. Ad esempio alla Cella faremo ex CONI, viene abbattuto e rifatto, con Figliacchi viene rifatto perché è un punto importante. Ex CONI è una palazzina dove nascerà un polo culturale. Esattamente, ma sono tantissime cose, appartamenti che vengono messi a posto. Verrà fatto oltre al PNR la nuova questura, il polo ospedaliero, 2 poli ospedalieri. Non sei solo il comune, sono comune, regione, provincia. La provincia sono 30 milioni per mettere a posto le scuole. Lui Padova e provincia ha ricevuto tantissime risorse e le metteremo tutte come si dice, a terra. Dico do una comunicazione alla nostra regia, perché mi sono dimenticata di dire a Davide Romanut, che è in regia, che abbiamo anche delle slide nella giornata di oggi che mostrano proprio anche l'avanzamento delle diverse opere del PNRR. Sono veramente tantissime, moltissimo riguarda anche proprio l'amministrazione, la digitalizzazione e l'aggiornamento, diciamo, anche della macchina operativa. Ma poi passiamo all'università, anche loro hanno tantissime risorse, per cui la provincia 30 milioni per mettere a posto le scuole, Padova cambierà in maniera. Poi non parliamo a alta velocità, questo riguarda il Ferrovie dello Stato ovviamente. La stazione nuova, Ferrovie dello Stato, Padova no domani, entro il 2026 fondi PNR, ma poi in 6-7 anni cambierà radicalmente. È una città con 1000 risorse. È una città che effettivamente ha molti progetti, ma che interessano i diversi ambiti cittadini, che sono anche costellati da
una situazione di verde che sta cambiando, di aree che vengono messe a disposizione, perché c'è un grande impatto ogni volta che c'è ovviamente un'opera, anche dal punto di vista del cemento che viene utilizzato, che va compensato ovviamente, e devo dire che in molte aree della città ci sono anche parchi che stanno nascendo, penso alla soluzione in via di realizzazione della Prandina, ma anche al quartiere dell'Arcella, alla Guizza, dove nascerà anche lì un nuovo parco. Dia lei un quadro della situazione. Il verde ricordo che abbiamo fatto un piano di interventi, piano regolatore, senza consumo di suolo, il che vuol dire che cercando di non consumare suolo. Questo non vale per le aziende, perché vuol dire anche fermare l'economia, sono due cose diverse. Però stiamo facendo il massimo anche sotto l'aspetto verde, parchi nuovi, dall'Arcella, da tutti i posti, per cui veramente la città sta Boschetti che cerca Piazzale Boschetti, che sarà Tito Livio. Tito Livio sta andando avanti? Sì, sta andando avanti, per l'imprenditore sta andando avanti, vi ricordo che abbiamo già fatto, per cui stiamo aspettando solo l'imprenditore che faccia, per cui non è un problema più comunale. È l'imprenditore che purtroppo in questo periodo cosa è successo? Sono aumentati i prezzi in maniera incredibile delle materie prime, del ferro, dell'acciaio, del legno, e di conseguenza tutti ne hanno fatto le spese. Per dire, anche la stessa curva famosa dello stadio, al di là delle disavventure sotto l'aspetto amministrativo che ha avuto legittimo, però sono saliti i prezzi, sono raddoppiati, per cui ogni impresa, ma lo sa qualsiasi cittadino anche che ha fatto qualcosa in casa, sono cambiati i prezzi. Poi nel periodo del Covid non si trova nemmeno il materiale, per cui tutte quante le cose, faccio un esempio, la Marlene doveva partire a breve, anni fa è tutto a posto sotto l'aspetto amministrativo, però sono aumentati i prezzi, per cui sta vedendo se ancora, e sarà ancora ovviamente sotto l'aspetto redditività lo farà, nel senso non ho mai dubbio, però costa molto tutto quanto e di conseguenza bisogna stare attenti. Sono anche palestre, parchi, sono aumentati talmente tanti i prezzi che adesso mancano delle risorse. Lo Stato ci ha dato le risorse, perché il codimento dei prezzi è stato più o meno 10%. Ma tipo che impatto, voi come lo state subendo questo impatto? Cioè, come finora lo stiamo gestendo abbastanza bene, però perché abbiamo avuto degli incrementi di spese, lo Stato ci ha dato, però adesso stiamo vedendo un po' di difficoltà, come tutti quanti, anche uno fa il bilancio di casa propria e vede come è cambiato i costi. Io sono un po' preoccupato sotto l'aspetto chi ha basso reddito, famiglie fragili, l'impatto sotto l'aspetto sociale è molto importante. Abbiamo tanti Avete segnali in questo senso dal vostro assessorato? Sì, aumentano le persone che hanno bisogno di aiuto, noi stiamo facendo il massimo proprio come servizio sociale. Margherita Colonnello è molto brava, che è l'assessore del sociale, però veramente vi garantisco che dato sul bilancio abbiamo tagliato tante cose, non abbiamo tagliato la scuola e il sociale. Tutto il resto abbiamo tagliato. Noi ne approfitto anche per chiarire un'altra cosa. Abbiamo tantissimi soldi del PNRR. Il bilancio del comune si divide in due parti, quota capitale e spesa corrente. La quota capitale abbiamo tantissimi soldi da spendere, da investire, ma sono tutti vincolati a progetti, non si può spostare un euro per mettere mentre la spesa corrente è come dire taglio dell'erba, manutenzione, buche sulle strade, il cambio della lampadina, banalizzo. Là siamo in grossa difficoltà, come tutti i comuni, non siamo solo noi, e se siamo in difficoltà noi, non so gli altri. E per cui è difficile anche far capire, trasmettere al cittadino, dice ma come? Facendo questa grande opera, è un po' la perché non mi chiudi la buca? Del ponte sullo stretto, diciamo, vogliono fare il ponte ma magari la Sicilia non ha i treni. Siamo in difficoltà in questo senso, la spesa corrente, gli assessori sono veramente ridotti al lumicino sotto l'aspetto risorse. E anche nel prossimo assestamento di bilancio non c'è niente da fare, non ci sono risorse. Non sto incolpando nessuno assolutamente, mancano risorse e di conseguenza bisogna stare attenti. Abbiamo avuto tanti anni in cui avevamo tante risorse, gli assessori abbiamo fatto tante cose nel tempo, adesso dobbiamo un po' tirare la cinghia per motivi che tutti qua, l'Italia è un paese indebitato, per cui sappiamo tutti che l'Europa sta prestando molta attenzione a noi, per cui al di là di fare aspetti politici
che in questo caso non interessano. Ma le entrate del comune, diciamo, le vostre entrate in questo momento sono diminuite un paio di milioni. Sono diminuite perché? Per trasferimenti dello Stato? Quasi 2 milioni di euro, per cui sono abbastanza. Noi cerchiamo di non sprecare nemmeno un euro, anche per la mia mentalità, sto attento a tutte quante le cose, però gli aumenti dei prezzi sono inevitabili e stiamo cercando di far sì che anche le aziende, a un certo punto qualche azienda dice non ce la faccio più, costa troppo, mi rifiuto di fare lavoro e diventa un po' complicato. Insomma, è una situazione appunto che riguarda parecchi comuni e devo dire che è anche una cifra significativa sui conti dei comuni. Ma è stato tagliato €500.000 per dire, non so, uno pensa sono cifre che dopo hanno un certo impatto, anche per tipo la provincia sta dedicando moltissime risorse alle scuole, alla viabilità. La provincia ha ancora 1200 km di strade, ponti, per cui veramente sta facendo una riforma che insomma lascia il punto. Adesso vediamo se cambiano le cose. Il prossimo anno spero cambino, perché è giusto dare dignità alla provincia. La provincia, io mi ricordo, sono anche presidente della provincia, non me l'aspettavo mai di fare questo, però io ho trovato un bel ambiente, gente che lavora, che ha voglia di lavorare, che voglia fare, però è ridotto il Lumicino come risorse umane. Erano 600 persone, sono 202 persone. Insomma. Trovo anche che sindaco di una città grossa come Padova difficilmente, coprire questi due incarichi pesanti e comunque voglio dire un territorio difficile con le colline. Penso che sia giusto. Per fortuna ho consiglieri delegati che sanno fare. Non è facile, insomma. Però ho sia dirigenti che amici, dico, collaboratori, piuttosto che sindaci, piuttosto che assessori che sanno fare in maniera importante, per cui grazie a loro tiriamo avanti, però ripeto è giusto che venga fatta la riforma, sia elezione diretta, non sia un ente di secondo livello, diventi veramente come era una volta, con risorse e dignità, esattamente, in maniera molto, molto precisa. Insomma. Esattamente, sì. Allora, ovviamente ci sono anche le proteste, tipo i commercianti a Padova sono molto preoccupati per questa situazione dei cantieri, vi hanno chiesto incontri, so che vi siete incontrati, confrontati, come si procede? Allora, tanto i parcheggi sono aumentati il 3% in più rispetto a prima, 2,8 esattamente, mi ho fatto fare il calcolo. C'è anche una situazione economica difficile. Io capisco, facevo il commerciante e riprendevo a fare il commerciante, per cui so il valore del centro sotto rispetto ai parcheggi, però non è puntare solo i parcheggi, c'è una crisi economica, c'è poco da fare. Per cui in gennaio, ad esempio, i saldi non sono andati bene per nessuno, gli intendenti dei settori, e le vendite a gennaio non sono andate bene. Adesso a febbraio sembra che stia riprendendo, ma c'è una crisi economica. È inutile girare attorno a dire è colpa del parcheggio, tutto contribuisce, però di base c'è la spesa economica, reattività che sta cambiando, di conseguenza questo è un problema. Poi ricordo c'è l'e-commerce che ha cambiato il mondo rispetto a prima. Adesso quanti furgoncini vediamo girare perché consegnano a casa le cose. Però è un tema molto importante questo dell'area, perché in una città come Padova particolarmente secondo me, perché Padova di giorno è una cosa e di sera è un'altra, perché è una città che ha un incremento di popolazione di 72.000 studenti e quindi tutta un'università e servizi che alla sera si svuotano, no? Quindi è un ambito comunque di gestione della città. Anche di sera. Ogni volta che chiude un punto vendita, chiaramente è un danno per la città, vuol dire una vetrina non illuminata, vuol dire sicurezza, vuol dire quanto è bello girare a Padova, sia di giorno che di sera, è bellissimo. Per fortuna abbiamo una città molto vivace, merito di studenti, di chi la popola, delle attività economiche, bar, ristoranti, per fortuna. Però c'è una crisi economica, un patrimonio che va salvaguardato, aiutato, assolutamente. Ogni volta che chiude un punto vendita cambia la logica. Poi il Covid ha cambiato le cose, ha cambiato, se vedete quanti ristoranti, il cosiddetto street food, quante ce ne sono rispetto a prima? Certo. No, vi ricordate prima del Covid? È difficile avere driver in giro. Adesso uno scende col cane alla sera, parla il sottoscritto,
sono solo driver che girano. Ecco, diciamo che questo secondo me è stato un po' un imbarbarimento della nostra società, perché a me vedere delle persone che portano in bicicletta... Questo vuol dire che è cambiato il consumo, è cambiata consumo. la logica del consumo. Prima non lo vedevo nessuno io, Certo. adesso ce ne sono frecce, ragazzi, per cui è cambiato il mondo col Covid, è cambiato il modo di vivere, di acquistare, è cambiato, per cui bisogna adattarsi anche a queste cose qua. Dobbiamo fare dei sacrifici, capire un attimo cosa è cambiato, sono dei settori che funzionano ancora bene, altri funzionano male, non è solo colpa dei pacchetti, non serve troppo facile questo qua, è colpa di tante cose messe assieme. Tra le preoccupazioni, penso, per la gestione anche legata all'amministrazione c'è anche l'area della fiera, che ha vissuto un momento molto duro anche dopo il Covid, ovviamente, adesso sta ripartendo. Come sta andando? Che previsioni ci sono? La fiera in se stessa come logica non funziona più, dobbiamo dire chiaramente le cose. Una volta la fiera dico perché abbiamo un pubblico di area vasta, adesso in una parte l'università aprirà la facoltà di ingegneria, ci sono anche dei servizi innovativi, esperimenti di logistica anche nell'area, però cosa sta succedendo? Noi abbiamo una fortuna che abbiamo la fiera in città praticamente, questa è la grossa fortuna che abbiamo, è parte proprio della città. Di conseguenza adesso hanno iniziato a costruire l'università, il polo per ingegneria, sono 3.000 posti per i ragazzi, per gli studenti, c'è il centro conferenze che sta funzionando molto bene, per cui questo funziona bene, siamo molto contenti. In procinto abbiamo l'idea di fare un albergo, perché a Padova c'è carenza di alberghi. Prima del Covid c'erano molti che chiedevano di fare l'albergo, poi sono fermati ovviamente per questo motivo. Noi come fiera proprio stiamo faremo un albergo perché molto spesso il centro congressi non riesce a far sì di ottenere certi congressi perché manca la situazione alberghiera. Certo. È vero che abbiamo Abano vicino, ma gli alberghi non vogliono spostarsi. Però sono collegate non proprio benissimo, diciamo, alla città. E di conseguenza noi speravamo in Abano, anche perché ovviamente Abano per me è la stessa cosa, Padova, Montegrotto, per me è la stessa cosa. Però la gente, i congressuali vogliono stare in centro. Di conseguenza, adesso è stato, senza far pubblicità, è stato aperto uno in Corso Milano, è stato rifatto, un bel albergo, cercheremo di farne un nostro intendo della fiera, non da gestire noi, da dare in gestione ovviamente, e sta crescendo qualche altro. Noi siamo raggiunto in maniera il turismo, l'anno scorso è salito molto a Padova, abbiamo sfiorato i 2 milioni. 2 milioni di turisti. Merito Deus Picta, merito un po' anche del Padova, capitale del volontariato, capitale dello sport, un po' al centro anche di alcuni eventi. Il volontariato è venuto presente alla Repubblica, mi ricordo. Prima del Covid ancora, dopo abbiamo dimostrato che siamo veramente bravi con il volontariato, perché durante il Covid se non c'era volontario, 2000 persone lavoravano in maniera volontaria per portare medicine, persone in ospedale, veramente incredibile quello che siamo. E questo non è merito mio, merito politico, merito dei cittadini che nel DNA hanno voglia di fare per gli altri. Questo è molto, molto bello. Sul polo ospedaliero ci sono novità? Il polo ospedaliero sta avanti molto rapidamente, hanno confermato grandi linee tutti i direttori generali, per cui il presidente Zaia ha fatto bene, confermato tutti, sono tutti bravissimi. Hanno appena confermato i direttori, sì. Tutti quanti, oppure qualche persona, ma sostanzialmente sono tutti confermati, tutti un posto all'altro, vuol dire che sono molto bravi. Stanno avanti bene l'ospedale, pediatria ha raggiunto quasi il tetto, tra 2 anni sarà operativa, sono già stato presentato sia in consiglio comunale sia in provincia sia alla popolazione il nuovo ospedale, per cui 6-7 anni sarà fatto il polo ospedaliero e per cui sarà fatto Padova Est e sarà messo a posto via Giustiniani. Il che cosa vuol dire? Che rimane ovviamente il policlinico, viene battuto il monoblocco, viene fatto dei parcheggi, viene fatto la pediatria, dietro la mamma e bambina, l'ospedale mamma e bambina, dove c'è le cucine, avrà fatto dove c'è il pronto scorso il porto, per cui cambierà. E tutto il resto verrà battuto, per cui verrà fuori anche un parco, se vogliamo, verde, per cui saranno 900 posti a Via Giustiniani, 900 posti Padova. E rimane anche Sant'Antonio, ovviamente. Ovviamente rimane Sant'Antonio, vuol dire che sarà
un ospedale a livello europeo. A livello europeo, speriamo di vederlo prima o dopo questo ospedale, lo aspettiamo Perché? tutti con... Sono veramente... Sarà veloce. Le risorse le hanno. Chi sta gestendo il problema? Il dottor Giuseppe Da Me stanno avanti bene. Ci vogliono dei tempi, l'abbiamo detto. 7 anni. 10 anni in totale, insomma un po' sono passati. Ma stanno mantenendo i tempi, per cui hanno un terreno, hanno risorse economiche, hanno gente che sta lavorando bene, per cui non vedo il problema. Mentre nell'area dove sorgerà l'ospedale, visto che nascerà anche tutto un altro polo urbanistico, con anche lì una torre, degli alberghi, delle strutture. Paolo S cambierà perché prima passare il tram. E per cui vuol dire, il tram entrerà proprio nella zona dell'ospedale, un baffo entrerà nell'ospedale che è molto importante. Cioè diciamo che realizzare 2 linee di tram nel giro di 1 anno e mezzo alla fine entro il 2026 devono essere fatte e i primi mesi del 2027 deve essere collaudato. Ma la seconda linea prima deve essere fatta prima, ma sono abbastanza tranquillo, i tempi li stiamo rispettando e ho tutta intenzione di continuare a rispettare. Se no vuol dire perdere soldi, neanche voglio pensarlo. O so che questo può comportare disagi, dei problemi, io ho vinto tutto un po' di pazienza, non sono problemi enormi. Anch'io mi arrabbio come stesso quando mi trovo in coda, però posso sopportare, perché Padova cambierà con questa viabilità. Vuol dire che le treni di tram porteranno annualmente 20 milioni di persone. Perché io sono convinto agli aspetti politici, va o non va, se ci impiego 10 minuti dal punto A al punto B, dopo ci impiego 3 o 4. Sì, sì. Senza problemi di multe, cercare il parcheggio. Sì, abbiamo già una linea che fa da che ha fatto un po' da apripista. La linea della Cella, adesso abbiamo ricevuto ulteriori finanziamenti per mettere la quarta cassa, perché è strapieno, per cui dobbiamo anche dare un servizio di qualità. Per cui possiamo, con le risorse ricevute ultimamente, possiamo aumentare una cassa, vuol dire un vagone in più, e in più fare tutte quante le isole per fare del carico del personale, per cui veramente... Un po' più complicata è la gestione del rapporto con Bus Italia, che diciamo che è stata complicata negli ultimi mesi. Non è complicato, è un'azienda in cui abbiamo il 20%, l'altro l'80% delle ferrovie dello Stato. Durante il Covid ha subito sotto l'aspetto economico un massacro, sta riprendendo un po' la volta. C'è piena collaborazione con quello che è gestita dall'ente di governo, come dire provincia e comune, e loro, Bus Italia. Per cui siamo riusciti a limitare i danni grazie al finanziamento che aveva ricevuto sia la provincia che il comune che la regione. Facendo sinergie insieme abbiamo risolto il problema. Non è perfetto, non sarà mai perfetto. Io so che c'è ancora disfunzione, però vi garantisco che Bus Italia sta lavorando molto su questa cosa e ne verrà fuori. D'altronde il trasporto è vitale, sia per gli studenti che chi va a lavorare, e per evitare inquinamento è vitale. Di conseguenza le risorse sono dello Stato, che attraverso la regione ne dà, col biglietto non si risolve assolutamente, incide il 40%, ci vuole il finanziamento dello Stato e ci sta finanziando onestamente. Senta, abbiamo accennato prima della puntata all'alta velocità, ma quando arriverà a Padova l'alta velocità? Perché è un cantiere, devo dire che vedere cosa sta succedendo nei pressi di Vicenza è abbastanza impressionante come cantiere. Le ferrovie, con l'ultimo incontro, e tra poco sarà presentato anche da loro, sono già fatto il progetto sia della stazione che per quanto riguarda l'alta velocità. Ovviamente sono investimenti che fa la Ferrovia dello Stato. Sì, ma certo, sono investimenti che sono programmati da decenni, ovviamente. Se non sbaglio la stazione nuova sarà 80 milioni di euro, tanto per dire. Però ne sentiamo sempre parlare, però a distanza di 20 km sono arrivati. Va abbattuto il Borgomagno, va rifatto completamente perché non passa sotto l'alta velocità, per cui sarà un cambio. E in più la stazione sarà bifacciale, nel senso collegherà finalmente alla Sella, per cui l'alta velocità arriverà da noi arriverà quando il cantiere, secondo lei? Quando sarà finita? 7 anni. Quando arrivano, cominciano i lavori? Sono a un buon punto. A un buon punto? Stanno per arrivare? Hanno un problema di Vicenza, ma non perché Vicenza che è un nodo importante verso il centro, però lo stanno risolvendo. Tra 6-7 anni avremo l'alta velocità. Per cui alta velocità tra nuova questura, ospedale. Faccio un elenco, non finisce più. Vuol dire che noi riceviamo qualcosa come 3 miliardi.
sommando tutte le cose, università, provincia, comune. Ma di tutto questo qual è il progetto che sta più a cuore all'amministrazione in questo momento? L'ospedale. L'ospedale. L'ospedale d'Italia. Noi abbiamo anche ragione in termini un po' consumistici, mi spiego. Noi abbiamo una struttura ospedaliera, medici, paramedici, infermieri, eccezionale. Però ognuno di noi può andarsi a curare dove vuole. Può andare in centro, può andare a Treviso, può andare qualsiasi posto. Devo dire che siamo anche abbastanza fortunati da questo punto di vista. Però si rischia, se ognuno comincia ad andare da altre parti, di perdere le eccellenze mediche. No? Abbiamo delle star sotto l'aspetto medico. E tutta intenzione che resti una palla per quanto mi riguarda. Per cui se non ci sono le strutture è facile che male qualcuno si sposti. È meglio avere strutture. Abbiamo una classe medica eccezionale, con delle strutture che lasciano il tempo che trovano. Per cui se avremo anche le strutture e anche i medici e anche il personale ospedaliero, tutto, è una città veramente. Senta, lei è una persona, si vede, si sente, anche di ambito moderato, anche se guida una giunta di centrosinistra. Ho visto che avete avuto anche qualche movimento interno, un gruppo di azione nato all'interno, ma volevo dire un'altra cosa, lei è un civico, esatto. Volevo dire questo perché lei ha affrontato anche durante questi mesi alcuni temi che magari sono più difficili da affrontare con un impatto ideologico, che sono i temi etici, come quello del riconoscimento dei figli delle mamme omogenitoriali, delle coppie omogenitoriali, e abbiamo anche il tema della fine vita che impegna anche con un dibattito molto acceso anche la nostra regione. Su questo fronte lei ha preso una posizione anche difficile, no? Perché ha deciso di andare anche di continuare nella sua strada anche di fronte a dei provvedimenti della Procura e del Tribunale. Come si cambia? Come ha cambiato questo suo atteggiamento anche il corso di questa discussione? C'è una previsione in cui si possa finalmente avere una norma in questa direzione? Mi auguro, spero. Io non faccio un discorso politico. No, ma la reazione che c'è stata anche a livello politico con... Come fa uno io mi sono messo come coscienza, come nonno, come genitore, come faccio a dire questo bambino di serie A, questo bambino di serie B? Io non capisco. Parliamo di amore, no, per me l'ho fatto una anche da poco, 2 settimane fa. Ma qual è il punto secondo lei di congiunzione in cui si possa trovare un equilibrio tra le diverse posizioni? Oggi, per fare chiarezza, non si può fare 2 genitori maschi, non si può, punto. Io sono un uomo delle istituzioni e seguo le regole. Non c'è nessuno che mi può limitare oggi sotto l'aspetto 2 mamme. Per cui non vedo problema, io lo faccio, ma non perché mi ha detto un partito, non su un partito, lo faccio come coscienza, certo. Per cui io rivendico questo, domani mattina qualcuno legifera che se non si può, non lo faccio più. Oggi io se leggevo che la discussione potrebbe essere un punto di congiunzione il fatto che possono essere riconosciuti purché non ci sia stata ovviamente l'utero in affitto, la questione la nascita tra deve essere legiferato, se no alle leggi circolari non sanno niente, deve essere legiferato, qualcuno legifera, io mi adeguo. Oggi come coscienza io decido questo, ma questo vale per tante cose. Io sono una persona normale e ragiono in maniera normale, ho la fortuna di non aver fatto mai politica, mi spiego bene, non ho ideologia precostituita, io ragiono col buon senso e basta. Mi appoggio ai miei partiti, mi sostengono, tutto il rispetto, però non ho dei preconcetti. Quest'estate, a un certo punto, nessuno voleva accogliere i migranti. Io li ho accolti, nessuno, quando dico nessuno vuol dire nessuno. Io li ho accolti in accordo col prefetto, il vicario, perché bisogna dare una risposta, perché se non si accettano, ne nasce un problema sia umano che di degrado. Vuol dire che se da gente che arriva non sa dove andare. C'è un aspetto umano, bambini, ragazzi, bisogna risolvere questo problema. Uno può dire tutto quello che vuole, alla fine bisogna risolvere il problema. Io cerco nel mio limite, con i miei assessori, con i miei dirigenti, di cercare di risolvere. Non è facile, non ci riesco sempre, però mi impegno, cerco di farlo. Va bene, abbiamo finito il tempo, però ci riaggiorneremo, anche perché ci sono tante cose appunto che stanno cambiando in città. Posso parlare 2 ore di Padova. Esatto, e ne parleremo senz'altro. Grazie Sindaco di essere stato con noi, anche nella sua veste di Presidente della Provincia, in cui ci ha parlato un po' anche delle questioni che riguardano la provincia di Padova, e noi ci vediamo come sempre domani. Grazie, arrivederci, buona giornata.
Tutti voi, grazie.